Cianciana-Ribera intransitabile durante il maltempo, oggi sit-in. Pendolino presenta la sua ricandidatura a sindaco di Aragona e traccia un bilancio. No all'accordo PD-Forza Italia, lo ribadisce Barbagallo. Tantissimi modi con cui hanno provato a introdurre i cellulari in carcere, protagonisti dottori preti, adesso il caso di una donna che ne nasconde 7 nelle parti intime. Calcio domani, settima giornata di campionato, derby tra Akragas e Casteltermini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del sit-in di protesta promosso da amministratori comunali, chiesa, parroci, cartello sociale, docenti e studenti, commercianti e viaggiatori pendolari per sollecitare interventi concreti sulla strada che collega Ribera a Cianciana, la sola arteria di collegamento tra i paesi della montagna con i centri del litorale che per parecchi mesi dell'anno, a causa del maltempo, è intransitabile, pericolosa. Vediamo. Don Mario, la Chiesa è ancora in prima linea per chiedere un miglioramento della viabilità. Per protestare per lo stato di abbandono di questa provinciale che potrebbe essere simbolo delle nostre provinciali in genere. E purtroppo non ci sono situazioni da ben sperare, perché da quello che sentiamo dire non c'è molto per le nostre provinciali a livello regionale. Ci auguriamo invece che questa protesta possa far cambiare idea a qualcuno. Uno dei principali obiettivi del cartello sociale, quando si rimette in moto, è quello di mettere dentro tutta la società civile, anche con la rappresentanza delle istituzioni, iniziando dai sindaci, perché la gravità della situazione socio-economica e delle situazioni infrastrutturali della nostra provincia è tale che necessita una risposta forte ed emergenziale. Questa è una delle tante strade che rappresentano la grande difficoltà in cui siamo. Ormai dopo molti decenni di abbandono delle strade necessita una visione diversa rispetto al passato. Non c'è più, non ci si può più accontentare di una manutenzione ordinaria qua e là. Bisogna avere consapevolezza che queste sono strade ormai vecchie di 100 anni e bisogna riammodernarli tutti per intero, senza la quale il nostro territorio non potrà avere nessun sviluppo. La protesta vuole significare un atto di forte richiesta al governo regionale, ma a tutte le autorità preposte, a che questa arteria fondamentale che collega la 118 con la 115, che è l'unica via di collegamento tra le aree interne, la costa, Ribera e Sciacca, venga assolutamente rifatto con i requisiti che un'arteria così fondamentale deve avere. Non è possibile che dopo tantissimi anni di ritardi questa strada è impraticabile, non consente ai cittadini delle aree interne, dei comuni della montagna, di raggiungere il primo ospedale, che è quello nostro di Ribera, piuttosto che quello di Sciacca. A tantissimi pendolari, a tantissimi lavoratori, dopo le prime alluvioni autunnali, di restare bloccati e di non consentire di raggiungere il posto di lavoro a tantissimi artigiani, commercianti. Quindi è assolutamente impossibile che ancora nel 2022 ci sia un'arteria fondamentale di collegamento tra le aree interne, un vasto territorio dei Monti Sicani e la costa in queste condizioni. Ecco cosa vuole significare la protesta di oggi, con la presenza del cartello sociale, di tutti i sindaci del territorio, delle scuole, dei dirigenti scolastici, che assolutamente segnalano questa priorità. Le risorse che ci sono in atto, le risorse del PNRR, le risorse dei fondi strutturali devono essere impiegati per far sì che questa strada possa essere fatta con tutti i requisiti assolutamente necessari per una infrastruttura indispensabile e fondamentale per i nostri territori. Questa manifestazione è stata determinata dal fatto che ormai, proprio in questo punto dove ci troviamo, tra poco non passeranno più nemmeno le macchine. Ci sono dei lavori iniziati da tanto tempo, la strada non esiste più, perché ormai è una strada che nemmeno trazzera possiamo più definirla. Noi abbiamo avuto l'assessore Falcone che ha avuto tanta attenzione e ha previsto anche dei lavori che si stanno facendo su questa strada, però abbiamo bisogno
bisogno non soltanto di questo tipo di intervento, diciamo, che porta a fare dei rattoppi, ma abbiamo bisogno di una strada fatta bene, con i criteri di una strada statale, una strada in sicurezza nella quale spendere 30-40 milioni necessari ma risolvere definitivamente il problema. Non è più il tempo dei rattoppi. Noi non possiamo continuare a rimanere braccati e a non poter fruire dei diritti fondamentali, quale quello di arrivare all'ospedale, perché strade non ne abbiamo più. La 118 è in una condizione di impraticabilità per andare ad Agrigento, abbiamo una situazione di isolamento su tutta la viabilità, quindi questa è l'unica arteria e se crolla questo punto qua dove ci troviamo, perché la frana continua e i lavori non si chiudono mai, è chiaro che non passerà nemmeno l'autobus più da qua, sia dal lato di Agrigento che da questo lato noi siamo completamente bloccati, quindi chiediamo che questo pezzo di strada che collega la statale 118 con la 115 sia fatta bene, sono 18 chilometri, si spendono un mare di soldi, si ci mettano i soldi necessari e si faccia una progettazione adeguata per garantirci il diritto alla mobilità e la fruizione del diritto allo studio, alla salute e di quant'altro le nostre popolazioni hanno diritto. Non è più possibile accettare questa situazione, ecco perché oggi siamo qua, perché speriamo tanto che l'assessore Falcone apra al più presto un tavolo di trattativa con noi, con il cartello sociale, si nomini un commissario ad acquita e ci facciano questa strada non nei tempi biblici, ma nel giro di 1 o 2 anni, come è avvenuto per il ponte su Genova. Si faccia presto, ecco, ci si metta nelle condizioni di poter continuare a vivere in questo territorio. Penso che questo grido di aiuto e questo appello che noi oggi facciamo qui verrà sicuramente accolto in maniera positiva dal nostro governo regionale e spero anche che arrivi anche al governo nazionale. Sindaco, quali le ragioni di questa protesta? La ragione di questa protesta è quella che diciamo ormai da tantissimi anni, uscire dalla marginalità territoriale. I comuni della zona interna dell'Agrigentino soffrono le aziende, soffrono i pendolari, soffrono tutti i cittadini, quindi chiediamo un'accelerazione per andare a spendere le risorse delle aree interne, aspettiamo i decreti di finanziamento e chiediamo un intervento risolutivo per l'SP32 e per una dorsale interna. Io sono Marinello, sono al Senato della Repubblica, mi interesso delle problematiche della viabilità, ho già avuto modo di dimostrare il mio interessamento sulla 188, ma su questa problematica della strada provinciale ho già fatto una nota di richiesta di intervento al commissario provinciale che cercherò di incontrare. Ho avuto modo di parlare ora con gli altri sindaci e cercare che loro faranno un tavolo tecnico. Io ho chiesto di partecipare perché voglio essere presente, perché come diceva poco fa la sindaco Cubello è importante sistemare la viabilità principalmente anche per un soccorso sanitario. Io sono un medico e quindi so cosa significa camminare in ambulanza in strade che sono veramente problematiche, quindi il mio impegno sarà massimo. La nave umanitaria Sea-Watch 4 con a bordo 129 migranti soccorsi in 2 diverse operazioni nel Mediterraneo centrale è giunta al porto di Porto Empedocle. Prima di sbarcare i migranti verranno sottoposti a tampone molecolare. In un primo momento le autorità italiane avevano assegnato il porto di Trapani. Nella notte è stata decisa la nuova destinazione a causa delle avverse condizioni meteo. Aragona è uno dei comuni chiamati al voto. Pendolino si ricandida e tenta di conquistare il suo secondo mandato. Oggi traccia il bilancio dei 5 anni e dei progetti futuri. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dopo 5 anni il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino torna alle urne ricandidandosi come primo cittadino della sua città Aragona. Lo fa per dare a se stesso, come sindaco di un'importante città della provincia di Agrigento, una seconda possibilità, quella di rinascere dopo il buio degli ultimi 2 anni di pandemia che hanno impedito alla sua amministrazione di completare molte delle opere in agenda. Oggi si presenta anche il nuovo logo della lista, Peppe Pendolino, sindaco. Il futuro è insieme. Alla conferenza stampa presente, oltre che al sindaco di Aragona Pendolino, anche il vice sindaco Francesco Virone, l'assessore allo sport e turismo e spettacolo Maria Grazia Licata, l'assessore al bilancio patrimonio personale Mariella Sardo e l'assessore ai servizi sociali
sociali e istruzione Stefania Di Giacomo Pepe. Ma guardi, questa scelta è dettata dal fatto di voler portare a compimento tutto quello che questa amministrazione ha iniziato. Diciamo che non è che non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, siamo stati ostacolati dalla crisi finanziaria prima, che finalmente siamo nella fase di riequilibrio dei conti, e si vede anche dal fatto che i servizi iniziano a funzionare bene. Aragona è da più di 3 anni che non subisce più uno sciopero per la raccolta dei rifiuti o ha carenza di acqua, tranne quando ci sono le rotture idriche. E dalla pandemia dopo, perché voglio dire, la pandemia ci ha bloccato tutti i progetti e i programmi sullo sviluppo turistico di Aragona, che speriamo di riprendere e portare a compimento nella prossima legislatura. Poi abbiamo puntato tantissimo sulla progettazione e la richiesta dei finanziamenti pubblici, che ci siamo riusciti, abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo 30 opere pubbliche finanziate, appaltate, qualcuna è stata completata, tantissime sono in fase di esecuzione, tantissime altre partiranno a giorni. E qualcuno ogni tanto dice ci vorrebbe la campagna elettorale ogni 5 anni per fare le cose. No, non è così. Voglio precisare ai miei concittadini che tutto questo che sta partendo ora è frutto di un lavoro di 5 anni, non è frutto che dall'oggi a domani si riesce a realizzare, ma c'è un lavoro certosino mio, della Giunta e di tutti i componenti della coalizione, ognuno per la propria parte e per la sua piccola parte, per raggiungere questi obiettivi. Come paese diciamo che sta meglio, le casse comunali non sono fiorenti, però dobbiamo capire che proveniamo da un dissesto finanziario, siamo riusciti a riequilibrare, abbiamo presentato il bilancio riequilibrato al Ministero, aspettiamo che il Ministero ce lo approvi. Comunque le casse comunali non sono in sofferenza, come dicevo un momento fa, riusciamo benissimo a pagare tutte le imprese, tutte le ditte dei servizi di Aragona, infatti non subiamo scioperi proprio per questo. Dopodiché diciamo che se continuiamo su questa scia e se continuiamo a lavorare in maniera efficiente ed efficace e dedita al risparmio, questo comune presto, al di là delle difficoltà dei minori trasferimenti sia regionale che nazionale, potrà dire di essere un comune virtuoso. E io penso di governare Aragona come ho governato. Diciamo che cambia il punto di vista, perché una volta che abbiamo completato tutti i siti architettonici di Aragona, quali il Palazzo Principe, dove abbiamo scoperto la scala settecentesca del Principe, dove c'era la leggenda che non era una leggenda, che il Principe saliva a cavallo nei piani superiori, abbiamo trovato proprio le pedate, abbiamo trovato i pavimenti del 1700 che stiamo facendo emergere, stiamo ristrutturando la chiesa della Mercede, stiamo ristrutturando la chiesa del Carmine, stiamo ristrutturando la biblioteca comunale, che diventerà punto di informazione turistica e pure centro conferenze con sistemi audio e video fissi. Quindi questo sarà il futuro di Aragona. Il futuro di Aragona è avere le infrastrutture per poi poter fare il turismo, perché senza infrastrutture non si può fare turismo. Volevo precisare che fino al 2007 ad Aragona, se veniva qualcuno, non c'era un posto letto. Oggi siamo riusciti a raggiungere. PD in Sicilia, Barbagallo esclude il modello Draghi, no ad accordo con Forza Italia. Il segretario regionale del partito lo ha ribadito a margine della direzione regionale convocata a Palermo. Vediamo. Con le amministrative a fine maggio probabilmente e le elezioni regionali in autunno. Arriviamo con l'onda lunga della vittoria alle elezioni amministrative dello scorso autunno, con il pieno che abbiamo fatto ai ballottaggi insieme con il Movimento 5 Stelle, e abbiamo le carte in regola per fare bene anche adesso. Questo campo larghissimo fin dove arriva? Fino a Forza Italia ci arriva? L'ipotesi di un accordo con Forza Italia, come più volte abbiamo detto, non è neanche all'ordine del giorno. Un conto sono gli incontri formali, istituzionali, per alcune vicende che riguardano le questioni d'aula parlamentare, e un conto sono le trattative politiche, dove è escluso ogni rapporto con Forza Italia. Stamattina Leoluco Orlando ha detto: se c'è Italia Viva io non ci sono, il perimetro per Palermo è quello che ha votato il piano di riequilibrio. Il perimetro per Palermo lo decideranno gli organismi, la direzione regionale.
È chiaro che nella possibilità di allargamento bisogna fare un ragionamento con tutte le forze che oggi compongono la coalizione. È stato un percorso lungo quello che ha visto anche a Palermo il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico insieme. Eventuali allargamenti ovviamente andranno condivisi con tutta questa parte della coalizione che abbiamo costruito fino adesso. A Palermo primarie sì o primarie no? Noi abbiamo sempre ribadito che il Partito Democratico è la casa delle primarie. Le primarie vanno condivise con tutta la coalizione, quindi più che chiederlo al Partito Democratico bisogna chiederlo alle altre forze autorevolissime della coalizione che in questo momento, fino adesso almeno, non hanno mai dato un assenso formale alle primarie a Palermo. Ma Palermo però siamo un po' in ritardo con le candidature. Io ho detto a qualche vostro collega che rispetto ad altri anni, ad altre stagioni, le candidature stanno maturando dopo, non per una moda di questi tempi, ma perché le campagne elettorali si fanno molto sui social, quindi le campagne elettorali sono diventate più incisive e più veloci. Non è un caso che in nessuna dei grandi comuni al voto è stata definita una candidatura in modo netto, né da parte del centrodestra né da parte del centrosinistra, quindi è il tempo che stiamo vivendo, anche il tempo del Covid che ha rallentato le riunioni in presenza, e poi la circostanza che ancora l'assessorato non ha fissato la data delle elezioni certamente incide. Credo che il tema è anche in questo caso quello dell'inclusione. La società civile può avere proposte di assoluto valore, anche a cui possiamo riconoscere la candidatura a sindaco, ma è chiaro che l'attenzione del Partito Democratico è stata sempre fortissima nei confronti delle associazioni, dei mondi vitali, della società civile, delle periferie, che è un altro tema che riguarda Palermo come tutte le altre grandi città. La decisione per questo candidato quando ci sarà? Ma speriamo che in un paio di settimane ci riusciamo. Quindi senza le primarie? Siamo sempre allo stesso tema, andrebbe condiviso il percorso delle primarie da parte di tutta la coalizione. Se il Movimento 5 Stelle batte un colpo, siamo sempre all'ordine del giorno. Paola Antinoro, responsabile regionale del Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia, esprime perplessità sulle modifiche approvate al Superbonus. Arturo Cantella. A seguito dei timori sollevati dal mondo delle professioni tecniche in merito alle modifiche apportate dal decreto Sostegni Ter al Superbonus, nonché da quelle apportate dal governo al decreto Sostegno Ter, interviene oggi l'avvocato Paolo Antinoro nella qualità di responsabile regionale del Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia, affermando come il mondo delle professioni è da sempre al centro dell'azione politica di Fratelli d'Italia. Il nostro è un impegno costante, frutto di un attento e puntuale confronto che da anni abbiamo instaurato con le libere professioni. Pertanto, sostiene l'Antinoro, Fratelli d'Italia non può non condividere le preoccupazioni sollevate da quel mondo e, ritenendo insufficienti le modifiche apportate dal governo al decreto Sostegni Ter, continuerà a perorare la sua azione dei rappresentanti delle professioni tecniche al fine di porre fine alle storture presenti nel suddetto decreto. Per Fratelli d'Italia bisognerebbe trasformare il Superbonus in un intervento strutturale affinché questo consentirebbe di estendere la sua efficacia nel corso degli anni. Infatti, oltre a rappresentare un indiscutibile volano per la ripresa economica, continua l'Antinoro, di cui non possiamo farne a meno, consentirebbe la completa riqualificazione del patrimonio edilizio italiano esistente, l'efficientamento energetico delle nostre abitazioni e la notevole riduzione del rischio sismico. Insomma, l'auspicio dei Fratelli d'Italia è che il nuovo decreto corregga le strutture del decreto Sostegni Ter, recependo quelle proposte che giungono dal mondo delle professioni e dalle imprese, così da restituire al Superbonus quell'originaria efficacia che tutti gli hanno finora riconosciuto e che riteniamo indispensabile per il rilancio post-pandemia. Questo quanto conclude l'avvocato Antinoro di Fratelli d'Italia. Un tavolo tecnico istituzionale alla presenza dei soggetti coinvolti nella vicenda e l'individuazione delle possibili soluzioni è stato questo l'esito dell'incontro che la delegazione della CNA Agrigentina ha avuto a Palazzo d'Orlean a Palermo
con l'assessore regionale agrigentino Marco Zambuto, il capo di gabinetto vicario del presidente Musumeci Ceglia. Nella sala blu, dopo il sit-in davanti alla sede del governo siciliano, sono stati ricevuti il segretario provinciale della Confederazione di Agrigento della CNA Claudio Spoto, l'avvocato Stefano Catuara, l'avvocato Giuseppe Luca Sciortino e l'imprenditore Calogero Calafato. Abbiamo illustrato ai due nostri interlocutori, che ringraziamo per la disponibilità mostrata, afferma Claudio Spoto, i passaggi più significativi della situazione che ha fatto vede lo Stato debitore nei confronti di una ventina di imprese agrigentine rispetto a opere di manutenzione fornite dalle stesse al servizio idrico integrato durante la gestione commissariale prefettizia nel periodo compreso tra il 16 marzo, data in cui viene dichiarata l'insolvenza di Girgenti Acque, e il 2 agosto, giorno in cui si è insediata l'AICA. Il credito complessivo delle aziende ammonta a circa 1 milione di euro, ci hanno assicurato, prosegue Spoto. La delicata questione sarà attenzionata e rappresentata con sollecitudine al Presidente della Regione Musumeci. Nei prossimi giorni intorno al tavolo saranno convocati anche il prefetto di Agrigento e il commissario Venuti, a cui era stata affidata la conduzione del servizio nel periodo in questione, dopo le dinamiche giudiziarie della società Girgenti Acque, il presidente del Tribunale fallimentare di Palermo e la CNA che tutela le imprese. Ma noi abbiamo anche delineato i possibili interventi concreti da mettere in campo. La prima opzione con la Regione, anche per tramite gli istituti di credito regionali, tra cui l'IRFIS e l'ICRA, impegnate ad acquisire il credito vantato dalle imprese. La seconda riguarderebbe l'approvazione di un apposito disegno di legge, e la terza ipotesi che la Regione si metta in prima linea insieme a noi nella interlocuzione con il governo centrale, a cui questa spinosa vicenda è riconducibile. Sia il capo di gabinetto vicario che l'assessore Zambuto hanno convenuto così di approfondire la materia e individuare nel giro di brevissimo tempo, conclude Spoto, il percorso da intraprendere per la soluzione delle gravi criticità che rischiano di mettere in ginocchio le imprese alle prese con una pesante sofferenza economica. Corruzione e appalti, torniamo a parlare dell'inchiesta che ruota all'intorno all'AST, l'azienda siciliana dei trasporti. Vediamo. Nel 2018 c'era urgente bisogno di autobus all'AST e per questo il direttore generale Ugo Fiducia sarebbe andato a comprarli usati addirittura in Israele. I mezzi sarebbero poi rimasti fermi per mesi, bloccati in un paese dell'est, e sarebbero stati necessari anche tutta una serie di passaggi burocratici per immatricolarli in Italia. Un affarone, come ha sostenuto il presidente dell'azienda Gaetano Carmelo Maria Tafuri, senza tuttavia convincere affatto la procura. Secondo gli inquirenti, infatti, l'operazione sarebbe stata compiuta soltanto per favorire un imprenditore amico, il perugino Alessio Porzi. Una vicenda strana che narra Palermo Today, sulla quale aveva espresso serie perplessità anche l'autorità nazionale anticorruzione, ma in cui nessuno, a cominciare dall'ente pubblico che detiene l'intero capitale dell'AST, cioè la regione, sarebbe intervenuto per fermarla. L'AST aveva fatto un bando nel 2018 per l'acquisto di 25 autobus usati, un appalto da 5.575.000 euro, poi misteriosamente revocato, ed è proprio a quel punto che sarebbe entrato in scena Porzi con la sua Porzi Merck SRL, al quale il servizio sarebbe stato poi affidato per via diretta, giustificando questa scelta con l'estrema urgenza di dotarsi di altri pullman. Il GIP sostiene che le procedure di approvvigionamento degli autobus da parte di AST sono state pesantemente condizionate dall'esistenza di un collaudato modus operandi criminale che impedisce la libertà di accesso agli operatori economici interessati, che ostacola la normale concorrenza del mercato e che contrasta con i principi di trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Anche l'ANAC, in tempi non sospetti, aveva riscontrato significative perplessità sulle modalità di approvvigionamento di autobus dell'AST, con il ricorso all'affidamento diretto e col pretesto dell'estrema urgenza o degli acquisti di opportunità
che denotano distorsioni censurabili senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Per il 2018 e il 2019 non è dato vincere né una preventiva ricerca di mercato che possa attestare la particolare convenienza dell'acquisto in esame né altri elementi idonei a supportare la sussistenza dei presupposti legittimanti. Un dipendente AST sentito il 9 ottobre del 2019 aveva riferito dell'affare israeliano agli investigatori. Un suo collega ha poi confermato: sono stati acquistati circa 100 autobus da Israele facendo ricorso ad una procedura d'urgenza e la fornitura di un numero così ingente di autobus intrinsecamente non poteva essere legata a ragioni di urgenza, atteso che il trasporto su gomma è l'attività core di AST. Affermazioni che troverebbero riscontro pure nelle intercettazioni. La Guardia di Finanza rimarca che Porzi sarebbe stato peraltro coinvolto in passato in indagini fiscali e fallimentari. Il motivo che avrebbe spinto l'AST a non ricorrere alla gara pubblica sarebbe stato lo sconto praticato da Porzi. L'acquisto di bus con affidamento diretto sarebbe avvenuto anche con altri fornitori, sempre con la giustificazione della opportunità o della urgenza. Dicevo sempre di no e a un certo punto la politica non mi ha chiamato più. Ho detto al PM che sono disposto ad aprire un capitolo dei politici che continuamente venivano a fare pressioni. L'ho messo a verbale, sono a disposizione della magistratura. Parole di fuoco consegnate all'Ev Sicilia da Gaetano Tafuri, l'ex presidente dell'AST, un amministratore di lungo corso pronto a spiegare punto per punto la sua verità. Io non cerco una difesa, perché le faccio in tribunale. Ditemi che sono uno sciocco, per me Fiducia è una buona persona, merita di essere punito rispetto alla giustizia, ma non rifugiamoci dietro ipocrisie, non facciamo i puritani o gli ipocriti. Si parla di mezzi fraudolenti per danneggiare la Barone Gomme. Io sono fuori da questo discorso, ammetto ancora, non ho falsificato alcunché, l'AST è stata riportata all'attivo. Se ci sono state sacche, io ho cercato di colpirle, ero solo, ho lavorato con quello che c'era, stimolando la regione a fare mosse che non ha fatto, tipo fare il concorso per il direttore generale, e il GIP lo riconosce. In passato era considerato soltanto un illecito disciplinare, oggi possedere un cellulare in carcere è reato, ma il fenomeno dell'introduzione dei telefoni cellulari all'interno del carcere è cresciuto in modo esponenziale. L'ultimo caso riguarda il carcere di Agrigento, il servizio di Francesco Milano. Va a trovare un familiare detenuto e tenta di introdurre 7 microcellulari. È quanto accaduto al carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento, dove una donna, dopo aver superato i controlli del primo accesso, è stata accompagnata nella saletta dove avrebbe dovuto incontrare il detenuto. È stata però sottoposta ad ulteriori verifiche, anche con l'ausilio di apparecchiature che hanno rivelato la presenza dei dispositivi. E a questo punto è scattata la perquisizione personale, seguita da 2 poliziotte, che le hanno trovato i 7 cellulari nascosti nelle parti intime. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno dunque denunciato la donna e sequestrato i dispositivi. Per la legge italiana, infatti, è reato introdurre o detenere telefoni cellulari all'interno di un istituto penitenziario, con una pena prevista da 1 a 4 anni. Negli ultimi anni, su tutto il territorio nazionale, si sono intensificati i tentativi di introdurre dispositivi di comunicazione all'interno delle carceri italiane, ricorrendo anche ai mezzi più fantasiosi. Quello di Agrigento è infatti solo l'ultimo di tanti curiosi escamotage. Già a inizio febbraio diversi cellulari e SIM telefoniche vennero introdotti con l'ausilio di un drone all'interno del carcere Re Bibbia di Roma. A Caserta un dentista ha provato a introdurre i cellulari occultandoli dentro la sua borsa. Alla richiesta di aprirla ha risposto che i suoi strumenti sarebbero dovuti rimanere sterili, ma i poliziotti hanno insistito. Anche un sacerdote che si è recato in carcere per la messa domenicale con delle buste contenenti tabacco per detenuti, all'interno delle quali c'erano però ben 9 cellulari. Strage di Pizzolungo, chiesi 30 anni in appello per il boss Galatolo. In quell'occasione la mafia avrebbe voluto uccidere il magistrato Carlo Palermo e invece provocò la morte di una donna e dei suoi 2 figli. Vediamo. È stata chiesta la conferma della condanna in appello per il boss Vincenzo Galatolo, padre del capomafia dell'Acquasanta Vito Galatolo, condannato a 30 anni di carcere per aver ordinato la strage di Pizzolungo Erice. La richiesta è stata avanzata al termine della requisitoria dal procuratore generale di Caltanissetta Elia Sava e dal sostituto procuratore Antonio Patti. La sentenza sarà emessa a metà marzo prossimo. Nel corso del processo di primo grado svolto con il rito abbreviato, i giudici hanno
hanno accertato che l'ordine per la strage di Pizzolungo eseguita il 2 aprile dell'85 era partito dalla mafia palermitana. L'obiettivo era uccidere il magistrato Carlo Palermo, arrivato a Trapani dal nord dopo aver svolto delicate indagini su armi, droga, politica, ma l'autobomba fece saltare in aria l'auto su cui viaggiavano Barbara Rizzo e gemellini Beppe, Ettore e Asta. Il magistrato di Palermo ancora oggi si sta chiedendo il perché di quell'esplosivo che avrebbe dovuto causargli la morte. Ad accusare il boss Galatolo, da tempo in carcere anche per altri omicidi eccellenti, è stata la figlia Giovanna Galatolo, divenuta collaboratore di giustizia. Quel giudice, un cornuto, ha riferito di aver sentito dire al padre, in riferimento al magistrato Carlo Palermo, riconosciuto come parte civile nel processo assieme a Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella di Salvatore Giuseppe Asta. Gli agenti della scorta, i comuni di Trapani, Erice e Valderice, l'associazione libera, l'antiracket di Trapani e l'associazione La Verità Vive. Questo processo è il quarto effettuato sul delitto. Il primo era stato effettuato contro gli esecutori, tutti appartenenti al clan mafioso di Alcamo, assolti in via definitiva dalla Cassazione dopo una prima condanna in primo grado. Altri due processi hanno visto condannati in via definitiva i capi mafia Totorina e Vincenzo Virga, e in un altro ancora i boss palermitani Nino Madonia e Balduccio Di Maggio. Guerra in Ucraina e fake news, l'intervento di Francesco Pira. Vediamo. Disinformazione, fake news come armi. Si stanno combattendo due guerre parallele in Ucraina. Una guerra attraverso le armi tradizionali, una guerra cercando di inviare le truppe d'assalto per cercare di bloccare la resistenza ucraina, e dall'altra parte invece immettere sul mercato delle informazioni tantissime notizie false, notizie che in qualche modo possono andare a sconvolgere anche chi è invaso. E gli stessi giornalisti, gli stessi inviati che stanno utilizzando le tecnologie per raccontarci questo conflitto ammettono che devono dribblare ora dopo ora le notizie false, e non è molto facile. L'altra cosa assolutamente nuova rispetto alle guerre precedenti è il fatto che esiste una vera e propria disintermediazione. Ci sono i cittadini e le cittadine ucraine che stanno documentando dai loro balconi con centinaia di filmati quello che sta accadendo, come i russi si stanno comportando, e anche addirittura fanno vedere come gli stessi uomini di Putin indossano delle divise ucraine per cercare di destabilizzare, per cercare di catturare i nemici. In tutto questo si sta creando una grandissima apprensione anche nel nostro paese, tanta paura, prima paura per la pandemia, adesso paura per la guerra. Tutti temono, e in particolare i bambini, gli adolescenti, gli anziani, che qualcuno possa premere quei pulsanti e creare una guerra nucleare. Questa è la grande paura di oggi, per una generazione come la nostra che non ha vissuto delle vere e proprie guerre e che non sa quello che può succedere. E la paura più grande viene dagli occhi dei bambini, i bambini ucraini che continuano a mostrarci i loro occhi pieni di terrore. Tutto molto terribile. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Inaugurato a Naro uno sportello antiviolenza rivolto ai minori non accompagnati. Vediamo. Inaugurato nella sede del comune di Naro lo sportello antiviolenza nell'ambito del progetto Don't Touch, l'apertura dello sportello è stato il frutto del protocollo d'intesa siglato tra l'amministrazione comunale di Naro e la cooperativa sociale Badia Grande, promotrice del progetto finalizzato a contrastare e a prevenire ogni genere di violenza nei confronti dei minori stranieri. All'inaugurazione erano presenti ovviamente il sindaco di Naro Maria Grazia Bandara, l'assessore ai servizi sociali neoeletta Valentina Guealletti, Nicola Sequenza, project manager della cooperativa sociale Badia Grande, la coordinatrice dello sportello Simona Di Castro, Rita Nobile e Flavia Licata, rispettivamente assistenti sociali e psicologa dell'equipe multidisciplinare che offrirà dovuta accoglienza allo sportello. Per noi è una grande soddisfazione
è un momento importante e tra l'altro coincide con il battesimo della new entry in questa nostra giunta, che è la dottoressa Valentina Guelialletti, che reggerà proprio l'assessorato dei servizi sociali. Io voglio fare il mio grande ringraziamento, alla cooperativa sociale Badia Grande, perché ci ha consentito di fare questa convenzione e ancora di più ci ha consentito di siglare questo protocollo d'intesa per l'apertura una volta al mese di uno sportello a favore dei minori non accompagnati, a favore per combattere qualsiasi tipo di violenza, qualsiasi tipo di discriminazione. Anche se io devo riconoscere ai miei concittadini che Naro è il paese dell'accoglienza, non ci sono stati mai problemi, mai ce ne saranno. Come sapete c'è una realtà, quella della grande famiglia di Valentina Zarcaro, che davvero ormai è diventato un tutt'uno con la comunità narese, e di tutto questo siamo felici e orgogliosi. Quindi un ringraziamento, lo ribadisco, alla cooperativa Badia Grande, e un ringraziamento ai miei concittadini per questo senso di integrazione, di accoglienza che dimostrano ogni giorno nei confronti di chi è il nostro ospite. Presentato alla Regione, il progetto del Centro Congressi avrà sede al padiglione 20 dell'ex Fiera del Mediterraneo a Palermo. Vediamo. Una grande sala con 4.000 posti a sedere, numerosi spazi modulabili per ospitare eventi di ogni dimensione e attività simultanee. L'opera, voluta e finanziata dal governo Musumeci, sarà una struttura polifunzionale dall'utilizzo flessibile, progettata rispettando i criteri della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica. Avrà sede nel padiglione 20 della ex Fiera del Mediterraneo a Palermo. Questo in sintesi il progetto presentato davanti al Presidente della Regione, realizzato dal raggruppamento di professionisti che vede come società capofila la FM Ingegneria di Milano in provincia di Venezia e che si è aggiudicato alla gara per i servizi di progettazione. Per l'esecuzione dei lavori nel suo complesso il governo regionale ha già stanziato 15 milioni di euro. Presente all'incontro con i giornalisti il Presidente Musumeci, il Sindaco di Palermo Orlando, l'assessore ai lavori pubblici Maria Prestigiacomo e il CEO della FM Ingegneria Sandro Faveri. Questa struttura dell'ente fiera diventa adesso il diritto al futuro di una città come Palermo, che deve inserirsi nei circuiti del turismo congressuale nazionale ed internazionale. Un investimento di oltre 15 milioni di euro, avremo il progetto entro 100 giorni e assieme a Palermo altre città dell'isola potranno ospitare eventi di rilievo internazionale anche nei mesi cosiddetti di bassa stagione. In Sicilia si può fare turismo 12 mesi l'anno e questa è la sfida che dobbiamo necessariamente vincere. Siccome c'è un tempo per ogni cosa, l'amministrazione comunale ha aderito a questa idea di realizzare un centro congressi che andava realizzato. Abbiamo preferito operare laddove già c'è qualcosa da ristrutturare, che peraltro torna in questo modo ad avere quella vocazione economica che è stata, come è noto, interrotta dal fallimento dell'ente fiera e poi dalla pandemia che ha certamente impedito un utilizzo economico. Il padiglione 20 sarà riqualificato completamente, quindi sia internamente che esternamente. L'idea è quella di realizzare un centro congressi altamente flessibile, quindi multifunzionale, un po' come viene richiesto e come sono i centri più moderni. In una configurazione a sala unica potrà ospitare eventi fino a 4.000 persone, ma poi potrà essere suddiviso per accomodare eventi simultanei come sono appunto come la necessità attuale. Troppi vincoli e appesantimenti burocratici per i comuni. Il sindaco di Brolo nel Messinese scrive a Draghi. Vediamo. Procedure farraginose e appesantimenti burocratici rendono difficile per i comuni siciliani la partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È necessario un intervento del governo per mettere in campo strumenti di semplificazione e coordinamento del quadro normativo e aiutare quindi i comuni nella vitale sfida del PNRR. Lo afferma il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, che ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi, ai Ministri dell'Interno e dell'Economia, al Ministro per il Sud, al Prefetto di Messina e al Presidente nazionale dell'ANCI. Laccoto
voto ha elencato alcune criticità con cui i comuni siciliani si devono confrontare nelle procedure di partecipazione ai bandi del PNRR. C'è ad esempio l'imminente scadenza dell'avviso pubblico per la realizzazione di edifici destinati a ospitare asili nido, ma nel piano di edilizia scolastica siciliana non sono previsti gli immobili che devono ospitare asili nido, una vera beffa per quei comuni che vogliono offrire o migliorare servizi rivolti alle famiglie con bambini fino a 3 anni di età. Un altro problema è rappresentato dalla norma che presuppone la priorità dei terreni per consentire la partecipazione ai bandi, ma sono davvero pochissimi i comuni che possiedono appezzamenti su cui è possibile edificare. Infine, la città metropolitana non può essere unico soggetto attuatore nei piani urbani integrati, ma dovrebbe delegare l'attuazione ai comuni, mantenendo il ruolo di coordinamento e controllo sulla progettualità. Il rischio, conclude il sindaco di Brolo, è quello di svuotare di significato la misura di finanziamento che nasce, invece, proprio per valorizzare le tipicità locali, autentica ricchezza della provincia messinese, che non può risultare efficace solo se proviene da istanze territoriali. Domenica 27 gennaio, la 7ª giornata di raccolta del sangue organizzata dall'ADAS si svolgerà dalle 8 alle 12 a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio e a Raffadali nei locali dell'associazione ADR in via Fiume. Ai donatori saranno recapitate le analisi del sangue. Adesso lo sport, calcio, eccellenza Girone A. Domani la 7ª giornata di ritorno, l'Acragas gioca in trasferta il derby col Casteltermini. Il Canicattì viaggia verso la promozione in D. Carmelo Lentini. Altra giornata campale per le squadre di testa che stanno lottando per conquistare una posizione finale di privilegio in caso di play-off. Stiamo parlando del campionato di eccellenza Girone A. Ormai in questo campionato appare più che scontata la promozione in D del Canicattì di Lillo Bonfatto ed è proprio la squadra dell'Uva Italia che saggerà le ambizioni del Don Carlo Misilmeri in uno scontro che si prospetta interessante. Non si dimentichi che la differenza di punti tra le due squadre è di 7 ed un'eventuale vittoria dei padroni di casa palermitani ridurrebbe il distacco a 4. Cosa molto difficile, ma certamente non impossibile, conoscendo le qualità di entrambi i club. Questo match sarà arbitrato da Marco Giordano, proveniente dalla sezione di Matera. Attenzione invece al derby agrigentino di Casteltermini Acragas, che sulla carta sembrerebbe molto semplice per i colori biancazzurri. Però la prima medita il colpaccio per risalire la china. La squadra di Pino La Bianca, ritornata da un paio di settimane alla guida della squadra, da una settimana ha lavorato su schemi e tenuta fisica dei propri ragazzi. Per questa gara si prevede il pubblico delle grandi occasioni e non a caso la società ha indetto la giornata granata. Anche la squadra biancazzurra durante tutta la settimana è stata sottoposta ad una preparazione appropriata. Infatti l'intero clan biancazzurro, per adattarsi meglio al rettangolo di gioco di Casteltermini, si è allenato alle collura di Porto Empedocle. A dirigere questo match insidioso per i colori biancazzurri di Terranova è stato chiamato Alessandro D'Angelli di Brescia. Ma ci sono in programma anche altri scontri importanti come Castellammare Parmoval e Mazzara Unitas Sciacca. Infine alle Bruccoleri è in programma un'altra gara di grande attesa, vale a dire Pro Favara Oratorio Marineo, dove sono in palio punti importantissimi ai fini della zona playoff. A dire il vero, gli ospiti palermitani hanno avuto una piccola flessione, mentre la compagine gialloblu sta attraversando un momento decisamente positivo. Questa gara è stata affidata anche questa ad un arbitro che proviene da Oltrestretto, vale a dire è stata affidata a Diego Castelli di Ascoli Piceno. Infine Cus Palermo Mazzarese si giocherà questo sabato, ma vediamo il cartellone di questo 22esimo turno di campionato. Castellammare Parmonval, Casteltermini Acragas, Dolce Onorio Marsala Nissa, Don Carlo Misilmeri Canicattì, Mazzara Unitas Sciacca e Monreale Enna e Pro Favara Oratorio Marineo. Domenica la sfida contro il Casteltermini in trasferta, quali difficoltà, quali insidie nasconde questa partita? Le solite insidie, un avversario che sicuramente metterà in campo tutto quello che c'ha per
per portare a casa dei punti importanti per la loro classifica. Ma dal nostro canto noi dobbiamo guardare la nostra, dobbiamo guardare la nostra prestazione, dobbiamo essere bravi ad approcciare bene la gara, un avversario che nelle ultime gare casalinghe non ha sfigurato con nessuno, un avversario che sicuramente come un po' tutte quando affronta l'Akragas metterà qualcosa in più. Che Akragas servirà oltre alla prestazione, un'Akragas concentrata, determinata, come l'avete preparata questa partita? Un Akragas che deve migliorare e deve giocare per migliorare le prestazioni precedenti, quindi dobbiamo lavorare un po' su quello che di meno buono è stato fatto nella gara contro il Monreale, cercando sempre di entrare in campo alla ricerca della prestazione. Poi è chiaro che la squadra comincia ad assimilare un pochettino alcuni movimenti che chiedono dentro il campo e sono convinto che faremo una buona gara. Che tipo di prestazione servirà domenica contro il Casteltermini per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Servirà un approccio di gara come quello di domenica scorsa, subito dai primi minuti attaccare forte, cercare di portare a casa il risultato, non si può sbagliare. Come state fisicamente, come state mentalmente dopo le 2 vittorie di fila? Sono 2 vittorie che servivano per la squadra, servivano per il nuovo mister e assolutamente stiamo bene, stiamo lavorando alla grande, quindi arriveremo al top domenica. Per te 2 gol consecutivi contro 2 avversari diversi, gol velocissimo in casa contro il Monreale, che momento stai attraversando? Sono molto contento, mercoledì sono entrato, ho dato una mano con il raddoppio, domenica subito al primo minuto segnato, quindi è un bel trend positivo, speriamo di continuarlo anche questa domenica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.